La figura umana è al centro della poetica di Henri Gervais, artista francese formatosi tecnicamente nello studio del pittore Pierre-Nicolas Brisset. Le sue prime opere sono caratterizzate da soggetti mitologici utilizzati come pretesto per mettere in azione la sua capacità tecnica nel tratteggiare l'anatomia umana. Dipinse molti interni affollati dall'alta borghesia e soggetti femminili raccontati con sagace realismo. Le dame sono spesso colte in momenti di intimità che aprono scenari che si presentano ad interpretazioni di vario tipo. In alcuni casi però, come nel dipinto chiamato Rolla, non vi sono dubbi sul significato. Da una parte un giovane borghese, dall'altra un adolescente che si prostituisce. I critici d'arte dell'epoca si mostrarono contrari nell'accettare un'opera che mostrasse un nudo immorale in una situazione che non lasciava adito a interpretazioni. L'amicizia di Gervais con alcuni esponenti dell'impressionismo come Manet gli consentì di confrontarsi con la mentalità nuova che stava facendosi strada nella Parigi di fine Ottocento. Lo studio della luce, i cambiamenti di tonalità nelle superfici nelle diverse ore della giornata, la pittura all'aperto, furono di grande stimolo per accrescere la volontà dell'artista nel trovare soluzioni nuove alla propria arte. La sua pittura subì una evoluzione nei toni e nelle atmosfere, facendosi più luminosa e vibrante. Apprezzato e famoso già da giovanissimo, ricevette diversi incarichi per dipingere scene di gruppo, nudi e le decorazioni di vari edifici pubblici.